Crudelia del Mon, Crudelia del Mon. E benvenuti a Recco! Anche fuori stagione questo angolo di Liguria ha molto da offrire. Partiamo da qui, siamo alla chiesetta di Nostra Signora delle Grazie, uno degli angoli panoramici più affascinanti, da cui si vede il golfo e il paese, uno spettacolo che lascia senza parole. Seguitemi in questo viaggio fra tradizioni, curiosità e scorci meravigliosi che rendono Recco unica. Recco è anche il punto di partenza di molti sentieri panoramici che portano a scoprire il territorio circostante. I percorsi tra gli uliveti e i muretti a secco offrono viste mozzafiato e la possibilità di immergersi nella natura più autentica della Liguria. Crudelia del Mon, Crudelia del Mon. Chi mai direbbe che una cittadina di mare come Recco ha una connessione speciale con Ponte di Legno, che si trova a 1200 metri sopra il livello del mare? E grazie a questo gemellaggio, ogni anno a Recco arriva un abete direttamente da Ponte di Legno per regalare la magia del vero Natale a tutti. E per conto invece a Ponte di Legno a Pasqua arriva la famosissima e buonissima focaccia al formaggio di Recco. Non possiamo parlare di Recco senza menzionare la celebre focaccia al formaggio. Siamo qui in uno dei panifici storici dove la magia accade ogni giorno. Farina, formaggio fresco e un forno ben caldo. Ingredienti semplici per un sapore unico al mondo. Ma che cos'è? Questa è la magia. Venite a Recco e non ve ne pentirete. La felicità. Oh, buono. Lo sapevate che la città è stata quasi completamente ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale? Il lungo ponte della ferrovia che attraversa tutta Recco è stato l'obiettivo di tutti i bombardamenti che la città ha subito. La nuova Recco è molto diversa dal borgo marinaro di un tempo, che era caratterizzato dalle pittoresche antiche case, dai portici e dagli stretti carruggi che ne facevano un luogo unico e affascinante.
Non tutti sanno che a Recco c'era un castello, di cui ancora oggi rimangono le parti fortificate che vediamo alle mie spalle. Il castello di Recco risale al XIII secolo e faceva parte delle difese della città insieme alla torre dei Saraceni. Durante il XVII secolo le incursioni dei pirati saraceni, in particolare l'attacco dell'ammiraglio e corsaro turco Dragut nel luglio del 1557, portarono il Senato della Repubblica di Genova a decidere di costruire nuove postazioni difensive a Recco. E il castello di Levante sorgeva proprio in queste zone, alle mie spalle, vicino all'oratorio di San Michele, e offrì riparo durante le nuove incursioni del 1619 e del 1646. Nel XVII secolo, con il cessare degli assalti saraceni, il castello fu quasi completamente demolito. Al suo posto oggi troviamo la chiesa di San Francesco e il santuario di San Michele, ma dalla spiaggia si possono ancora vedere le antiche mura che testimoniano la storia di una zona un tempo fortificata per difendere la comunità locale. Ma lo sapevate che Recco è la casa della squadra di pallanuoto più titolata d'Italia e una delle più importanti d'Europa? Ecco lì, c'è la piscina. La Pro Recco ha scritto pagine indelebili nella storia della pallanuoto mondiale. Qui tradizione sportiva e passione si incontrano per creare una leggenda.